Siamo a Villareggia, comune di Portoviro, immersi nel Parco Naturale Delta del Po. Noi abbiamo avviato un allevamento biologico di capre da latte. Siamo partiti 3 anni fa con 30 caprette, quest'anno ne abbiamo quasi 90. Trasformiamo il latte in formaggio, yogurt, stiamo provando a fare il gelato. Niente, siamo una piccola fattoria con diversi animali, con le galline, l'asino. La nostra fattoria si chiama Laudato Si, questo è il nome dato dal nostro affetto verso San Francesco e anche verso Papa Francesco. Il Delta l'abbiamo scelto perché abbiamo conosciuto la comunità missionaria di Villareggia, abbiamo cominciato a seguire un po' loro e ci ha portato qui. Abbiamo fatto un'esperienza di volontariato in Mozambico e al ritorno abbiamo deciso di buttarci e provare a realizzare il nostro sogno, che è vivere immersi nella natura. Ci siamo resi conto che in Africa non puoi nemmeno sognare e noi abbiamo detto: noi che possiamo sognare, perché non proviamo, insomma. Le persone che vengono qua sono persone di passaggio o amici di amici col passaparola ed è una bella cosa perché le persone non vengono soltanto per comprare il formaggio, ma vengono per portare i figli a vedere gli animali, a vedere le capre, vengono per farsi una chiacchierata, quindi è un lavoro che non ha orari, col ritmo molto lento, è una cosa piacevole, insomma, mettersi anche a disposizione delle persone. Tutto 5 anni della mia infanzia in Croazia sulle rive del Danubio. Ritrovarmi qua sulle rive del Po è una cosa che mi rassicura, no? Vedo come non una coincidenza, ecco, no? Il fiume poi è acqua che scorre, è un bel segno. Questa terra sono spazi liberi, spazi aperti, no? Vedi lontano, no? Non hai un muro davanti, come potrebbero essere le montagne, no? E quindi una bellezza diversa ma molto bella e la apprezziamo così com'è, insomma. Il messaggio che vorrei dare alle persone in 3 parole è che i sogni si possono realizzare, quindi di credere in se stessi e a costo di fare fatica, facendo fatica però poi i risultati si vedono.